Cadozzo! Non ci posso credere, non ci posso credere, che schifo, che merda! Guardate che schifo! Questo è il punto di Margine Rosso dove il mare fa veramente schifo! Che cosa ci sono qui? Le pantegane che stanno nuotando? Ma che schifo! No, non è assolutamente visitare questa mondizia, anzi non è mondizia, questa è schifezza, non ci posso credere. Il mare, il mare, il mare. Guardate qui, le antenne della radiazione, della Telecom, la Telecom di Quartu Sant'Elena, Margine Rosso. Vedete, queste sono le antenne della connessione di internet. Qui siamo al Margine Rosso di Quartu Sant'Elena. Ciao ragazzi, sono io Andrew Peppe, esploratore di Misteri Sardegna. Siamo qui che devo subito fare questa esplorazione e scoprire la zona di Margine Rosso se trovo qualcosa di misterioso. Questa è una stazione radio dove c'è anche internet, la connessione. Mi sembra che io andrò un giorno, chiederò a qualcuno se mi può portare al Monte Serpedì, di Burcei, a vedere le antenne più importanti della Sardegna, anzi del sud Sardegna, perché serve queste antenne per mandarci la connessione, la rete per la TV, le radiazioni, per vedere come posso dire, la TV. E grazie a Serpedì, le antenne di Serpedì, possiamo vedere la TV. Mica sto ripetendo un sacco di volte la TV. Ma perché? Che cosa sto dicendo? Comunque, vuoi che qualcuno mi porta alla punta di Serpedì a visitare le antenne? Così mi prendo un poco di radiazioni alla testa. Va bene? Comunque, siamo qui al Margine Rosso, dobbiamo quindi le scale che portano alla merda.
scusate della parolaccia. Dobbiamo scendere qui sotto e vedere poco cosa c'è. Entriamo, vai. Let's go. Posso entrare? Anzi, posso scendere? Oh, vediamo poco che cosa ci sarà qui sotto. Non vorrei che... guarda come ti ho sbudallato questa scala. Che schifo, ma guarda che schifo di mare. Il margine rosso. Mamma che cosa che fa veramente schifo. Guarda, sta per crollare questa scala. Non ci posso credere. Questo sindaco non vuole mai riparare niente. Non ripara nemmeno le strade, le buche. Qui cosa c'è? Guarda che schifo. Che cosa ci sarà là dentro? Forse possiamo passare nell'altra scala che c'è lì. Andiamo subito a vedere e poi saliamo, ragazzi, perché mi buttano. Mi rubano la bici e poi è fatta finita. Aspetta poco. Devo salire perché so cosa si crolla e poi è finito tutto, ok? Andiamo. Adesso vedere dall'altra parte. Siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati dall'altra parte del mare, dall'altra spiaggia che ci porta, non so, perché prima eravamo al ponte, adesso siamo qui in mezzo a questa canne in cui dobbiamo scoprire qualcosa. Prendiamo subito la borsa. Ok, prendiamola. Tanto non penso che qui la cosa con questo bellissimo cane, bellino. Adesso noi vediamo cosa c'è d'altra parte. Non penso che qui la bici la possano rubare. Tanto è una zona ricca qua. Non ho bisogno di rubare una bici. Allora, sia poco cosa c'è qua? In mezzo alla vegetazione. Cosa possiamo trovare? Ecco, qui c'è una specie di spiaggetta fatta, che schifo. L'allerta meteo ha scaraventato tutto. Guarda tutte le canne a terra. Che bello. Che bellina. Guarda che belle che sono, però forse non mi hanno visto e quindi potremo farla. Socio Titanic che sta facendo. Rose. Come nei film, che dice Jack, sto volando! Jack, sto volando! Scusate! Ciao! Mi sentite? Sono io, Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna. Ciao Andrew! Ciao! Che ci vai qui? Sono qui a fare una produzione. E voi come mai siete lì? Stiamo prendendo il sole. E oggi è una bellissima giornata. E anche mia moglie mi dice che è molto contenta di stare qui. Beh, me lo immagino. È un bellissimo posto questo. Beh, il mare fa schifo oggi. Lo so, è stato l'allerta meteo. Ah, ecco. Scusate, ma qui c'è qualcosa di misterioso da visitare? Boh, non saprei, Andrew. Lo saprei. Tu prova sempre a andare a esplorare e vedrai che troverai qualcosa di bello. Ah, e lei signora, che cosa ne pensa? Potrei andare a scoprire qualcosa? Non lo so, Andrew, non lo so. Vai, tu esplora. Dai, scopri qualcosa. Tanto ti vedremo su YouTube. Ah, non sapevo che voi avete YouTube. Ma noi abbiamo tutto. Non siamo solamente degli soliti animali. Noi abbiamo tutto sotto il mare.
Abbiamo anche i nostri nidi, abbiamo la connessione internet. Ah, ecco. Ormai il mondo ha quanto inquinato, adesso hanno anche loro la connessione radio, a quanto inquinato dalle radiazioni. Infatti, vedete queste antenne? Sì, l'abbiamo visto. Queste cose inquinano? Di meno. Ah, ecco, di meno. Va bene, io vado. Posso avvicinarmi a filmarvi vicino? Tutto dipende a che rumore fai. Ah, ok. Andiamo poco a poco. Vi voglio visitare bene da vicino. Caspita, siete molto carine. Io sono maschio. Ah, ok, scusami. Però io sono contro luce. Non mi importa niente. Ok. Comunque io vi saluto, vado a esplorare. Ciao. Ciao. Guarda! L'acqua che sta scendendo. Questo arriva a una condotta. No, che bello. Guarda dove ci troviamo adesso. Nella zona campagna. Campagna di più o meno vicino a Flumini. Vediamo che cosa dice questo cartello. Qui hanno messo anche un modo per non far passare le persone. Vuol dire che è pericoloso. Forse poi è stato l'allerta meteo. C'è scritto. Ecco, c'è scritto, ecco qua. Attenzione di onde di piena improvvise anche per manovre su opere idrauliche. Scusa, ma che cacchio c'entra? Potrà essere pericolo di crollo, non so, che le persone potrebbero cadere qui sotto che c'è l'acqua, no, manovre di idrauliche. Che cacchio Ma che problemi hanno? No, spiegati bene questa cosa, perché magari potrebbe anche avere ragione questa cosa, ma non ho capito un cavolo io. Comunque vedete, la condotta sarebbe questa, che porta sotto. Infatti andremo lì a vedere qualcosa. Comunque però prima voglio andare a visitare che cosa c'è lì in fondo là, andiamo prima a vedere. A meno che andiamo lì subito. Oh, proviamo, dai, andiamo da quella parte, poi andiamo lì dritto. Vai, qua. Guarda tutti i bulloni di questo tubo. Di questa specie di, che cos'è? Un tubo gigante che forse per le come si chiama? Per le condotte d'acqua. Guardate la condotta. Che bella, qui è piena d'acqua. Vedete, qui in Sardegna abbiamo moltissima acqua dalla pioggia che ha fatto, e quindi se volete vedere tantissima acqua venite qui in Sardegna e la trovate, perché io mi ricordo che quando ho visto l'ultimo video di Matteo Montesi, che io sono da un bel po' di giorni che non lo seguo a Matteo, perché ho un casino da fare, sto lavorando e quindi ho pochissimo tempo. Ho sentito Matteo Montesi che fisso che si sta sempre lamentando, che non piove mai, che c'è i campi tutti secchi, non c'è mai acqua. Invece sì, noi qui in Sardegna sempre acqua c'è, non so perché da voi no. Datemi una vostra spiegazione. E poi questa allerta meteo che sta succedendo, sta facendo un disastro, e adesso non voglio scuse. Avete tantissima acqua come abbiamo noi qui, tantissima acqua. Che cosa c'è lì in mezzo alla vegetazione? Andiamo a vedere. Che schifo, tutto pieno di fango. Andiamo a vedere cosa c'è. Speriamo che la bici non venga rubata. Cosa ci sarà?
No, sono i cani. Che bellini questi cani. Guardate, che bellini. Comunque non c'è niente in fondo là, ragazzi. Potremmo andare in bici, ma qui guarda tutto il fango che c'è. Mi pare impossibile, mi sporco. Già non voglio che mi sporca la maglietta perché io non ho il parafango della bici. Ok, va bene, allora andiamo dall'altra parte perché adesso qui abbiamo visitato la piccola condotta che c'è qui. Che poi io, ragazzi, non vedo l'ora di andare a visitare la condotta di Salargius, lunga non so quanti, 200 metri, molto lunga, confina tutto via Venezia, ma se nessuno non mi porta, come cavolo faccio ad andarci? Perché lì è pericoloso andare con la bici, ma possono rubare, perché sono in una via, in una città, e quindi me la prendo una bici così professionale. Questa costa 2000 euro, ragazzi. Se avete notato qui c'è nel mio sellino c'è una busta. Non pensiate perché quella è la mia immondezza. Anzi, sembra una specie di pannolone. L'ho messo come protezione perché qui sotto il sellino è molto duro e quindi con uno puoi fare un sacco di chilometri, dopo un po' le fa male il sedere, e quindi ci ho messo una protezione, ci ho messo una specie di felpa morbida che non uso più. Non mi viene la frase. L'ho messo sopra una busta per chiuderla, lo dico a parole mie, e così la proteggo. E qui è diventata una busta, un'immondezza, ma a me non mi frega niente. L'importante è che sto bene io, che sia io comodo. Comunque andiamo subito là a visitare, ok? Vai, let's go. Prima di andare lì mi stavo dimenticando, vedete quella montagna che c'è lì? Aspetta che provo a zoomare, ecco qua, perfetto, sta zoomando, ecco qua. Quelle sono le radiazioni televisive, aspetta, radiazioni televisive, dove voglio che mi portino. Aspetta, che palle, stai fermo. Voglio che mi portino lì. Quello è il Monte Serpedì. Cavolo mio, non ce la faccio a stare in equilibrio. Monte Serpedì. Se qualcuno mi può portare, mi farebbe molto piacere, ci faccio una produzione alle antenne. Ok, subito. Allora, Torre Foxy sarebbe in quella direzione. Andiamo subito. Ho portato qui la bici. No, che schifo, è pieno di melma. Ma che schifo, no, cavolo. Qualche cane hai visto girare? No, nessun cane. Il signore ha perso il cane. Cerchiamo il cane, poverino, è scappato un cane. Se lo troviamo, ragazzi, il signore sicuramente mi ringrazierà tanto. Povero cane, è scomparso il cane. Chi sarà stato a prendere il cane?
Comunque passiamo dall'altra parte ragazzi perché lì c'è la melma. Quel signore ha preso il cane. Allora passiamo da qui.